Bentrovati con un nuovo appuntamento di Parliamo di CONI. Oggi incontriamo una nuova federazione che fino ad oggi non avevamo visto. Come sempre l'appuntamento è per voi ragazzi che ci guardate da casa e per voi genitori che invoglierete, siamo fiduciosi, i vostri ragazzi a praticare sport. Oggi parliamo di rugby. Abbiamo con noi Sandro Trevisan che rappresenta il Comitato Regionale Veneto del Rugby. Giusto, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Grazie. Grazie Sandro. Allora, il rugby sappiamo essere uno sport di contatto, ma non è uno sport violento, non è uno sport dove c'è uno scontro tale per cui i ragazzi si fanno male, ma invece è uno sport dove dà consapevolezza di quella che è la loro fisicità e dà soprattutto molto rapporto umano tra di loro. Mi diceva prima di iniziare la trasmissione che è uno sport per tutti. Ce lo racconta un po' questo sport per tutti, il rugby? Certo, è uno sport per tutti perché innanzitutto a rugby può giocare qualsiasi tipo di fisico, il piccolo con il grande, il grosso con quello un po' più magro. Da noi tutti trovano spazio, quindi questa è già una cosa molto importante e devo dire che sotto l'aspetto sociale è anche un ambiente molto inclusivo, perché chiaramente queste diversità che a volte sono anche oggetto magari di scherno eccetera, invece da noi sono tutte un pregio, quindi questa è una cosa molto importante. A rugby oggi si inizia a giocare a 5 anni con le prime mete che sono state, è un progetto che è partito nel 2021 e quindi tutti i ragazzi e le ragazze, perché non dimentichiamo che il rugby è uno sport anche per donne e per ragazze, quindi tutti i ragazzi e le ragazze possono iniziare fin da subito con dei giochi di semplice motricità con la palla da rugby, per dopo approcciarsi nelle proprie categorie da under 6, under 8 e under 10 e crescere e fare il loro percorso formativo all'interno della loro squadra. Quindi rispetto magari ad altri sport dove uno deve avere insomma anche un fisico un po' atletico, nel rugby trova spazio anche il ragazzino che è un pochino sovrappeso, che ha bisogno appunto di muoversi, quello un po' più mingherlino che invece ha paura dello scontro fisico, invece trova il modo di giocare, giusto? E quello che notavo nel rugby è che si fa squadra. Ma forse questo è dovuto anche alla vostra attività di federazione, a quello che è il lavoro delle squadre. Mi raccontava che i ragazzi si trovano insieme e si trovano anche insieme post allenamento, giusto? Assolutamente sì. Direi che la squadra è la parola fondamentale per giocare a rugby, perché nessuno è importante, tutti servono, però per giocare, per vincere, bisogna giocare assieme. E questo è un aspetto educativo molto importante che i ragazzi percepiscono fin da subito. Difatti si formano compagnie di squadre che diventano amici e che dopo chiaramente i genitori a loro volta seguono tutti i loro ragazzi, perché veramente il fatto di stare assieme diventa vincente. Ma nel rugby chiaramente abbiamo la grossa fortuna di avere la clubhouse ed è il momento di ritrovo importante post partita, dove sia le atlete che gli atleti, ma i genitori sia di una squadra che degli avversari festeggiano assieme il post partita, quindi questo è un segnale molto importante. Noi abbiamo sempre lavorato molto sotto l'aspetto dell'importanza sociale di quello che facciamo. I nostri educatori sanno che la prima cosa che deve essere insegnata ai ragazzi sono delle regole precise, e le regole precise partono dallo spogliatoio e vanno fino al campo. E dopo queste sono regole che restano per tutta la vita. Quindi una forma di fare sport, concediamoci un termine sano non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista sociale, di stare insieme, sereno, okay? Dove c'è una competizione, dove ci sono le gare, perché è giusto che ci siano le loro gare, ma dove poi si esce tutti insieme a mangiare la pizza con la squadra avversaria, quindi lo scontro che forse si sfoga un po' di più sul campo, però non è uno scontro che poi si trascina oltre, anche come capita purtroppo di vedere in alcuni sport. Sì, ma in effetti non esiste lo scontro, perché io in campo devo fare, in base alle mie competenze, quello che è giusto che io faccia, quindi devo
placare il mio avversario, devo cercare di recuperare la palla e quindi questo è quello che faccio, devo cercare di andare in meta. Poi anche il concetto di meta, passando la palla indietro, dovendo avanzare, a livello psicologico insegna tantissimo alle bambine e ai bambini, perché per guadagnare quello che voglio raggiungere devo fare fatica, devo conquistarmelo e dopo raggiungo la meta. Quindi questo è un altro concetto molto importante che il nostro sport insegna. Che non è proprio banale. Certo. E chiaramente i ragazzi vengono sempre tutti preparati atleticamente per affrontare chiaramente l'impegno agonistico e quindi è uno sport assolutamente tranquillo che si può giocare a qualsiasi età e ci si diverte molto. Ma allora, io mi metto nei panni dei genitori. Se ho un ragazzino, una ragazzina che fino a ieri facevano ginnastica ritmica piuttosto che nuoto, piuttosto che pallavolo o scherma, però come spesso succede, a un certo punto voglio cambiare, voglio provare uno sport diverso, perché si cresce, perché si avvicina magari all'adolescenza o anche semplicemente si cambia scuola, si finisce il periodo delle elementari e quindi lì per motivi più diversi si decide di cambiare sport. Perché dovremmo dire a questi genitori, a questi ragazzi, venite a fare rugby, cioè passate dal costume da bagno in piscina alle scarpette, il fango e ad abbracciare i compagni per spingere una palla oltre la meta. Che invito gli facciamo? L'invito è semplicissimo, è uno studio scientifico che vivere all'aria aperta ci fa ammalare di meno, si vive meglio e il fatto dell'aria, del sole, della pioggia, del fango mi tempra fisicamente e quindi vivo veramente meglio. E questa è la cosa. Poi non le dico il divertimento che provano i ragazzi quando giocano col campo che è bagnato, che c'è la pioggia, ci sono le pozzanghere, eccetera, eccetera. È un divertimento assoluto, libertà pura, libertà pura. Bellissimo, un'immagine che farebbe voglia anche a me di andare a praticare rugby. Però stavamo facendo una domanda un po' birichina. Allora, abbiamo visto negli anni scorsi che la nazionale di rugby italiana non è andata proprio benissimo. Ultimamente va meglio, giusto mi raccontava. Quindi se dobbiamo dare un obiettivo a questi ragazzi, perché adesso ancora abbiamo una nazionale che non è prima, ok? Perché ovviamente adesso siamo in una società dove tutti spingono per arrivare primi e dobbiamo lavorarci un po'. Cosa possiamo raccontare a questi ragazzi e soprattutto cosa abbiamo bisogno di fare tutti insieme, vedendoci come squadra Italia, per portare la nazionale di rugby ai massimi livelli? Beh, diciamo che dal 2022 in avanti la nazionale ha fatto veramente dei risultati importanti perché abbiamo battuto le nostre competitor storiche, Scozia, Galles, abbiamo battuto l'Australia e Samoa, quindi abbiamo fatto dei risultati veramente importanti, chiaramente merito anche di tutta la struttura tecnica federale naturalmente. Oggi siamo ottavi nel ranking mondiale, quindi diciamo che possiamo essere molto felici, eravamo 15esimi, quindi abbiamo fatto dei passi veramente importanti. Chiaramente questo perché la federazione si è strutturata per formare gli atleti che possono fare l'alto livello, per cui oggi, considerando che il rugby chiaramente purtroppo devo dire francamente non ha la divulgazione del calcio, veramente un ragazzo e una ragazza che si approcciano a giocare a rugby hanno molte possibilità in più di arrivare ad essere un atleta di grande livello. Bene, allora io direi che con questo invito a partecipare, ad entrare in campo, magari sporcandosi col fango, con questa libertà assoluta di cui abbiamo parlato. Io ringrazio Sandro Trevisan di essere stato con noi, ringrazio del suo appello e un'ultima battuta, Sandro, cosa diciamo a questi ragazzi per contattarvi? Chiamano il CONI, chi chiamano? No, devono chiamare il Comitato Regionale Veneto Rugby, c'è il nostro sito crvvenetorugby.it e possono contattare, ci sono i numeri di telefono del nostro comitato e dopo noi in base alle zone dove sono li possiamo indirizzare alle squadre che nel Veneto, ricordiamo che il Veneto è il rugby nazionale perché chiaramente abbiamo il maggior numero di squadre in base al numero di abitanti e siamo la regione più vincente, anche se le altre regioni un po' ci odiano su questo, però effettivamente siamo la regione più vincente.
Grazie a Sandro Trevisan, un appuntamento allora ai nostri telespettatori per la prossima settimana. Ci sarà una sorpresa, uno sport che non immaginate. State con noi e ne vedremo delle belle. Buona giornata a tutti.